Mercoledì 12 marzo, Piazza dei Signori a Vicenza e come potete vedere deserta, poche persone che ancora escono, magari di corsa per fare una spesa, per prendere le ultime cose che servono per poi tornare in casa. L'ultimo decreto del governo ha portato alla chiusura di tutti gli ultimi bar, ristoranti che erano ancora rimasti aperti, che c'era il decreto precedente che prevedeva la chiusura alle 18. Da oggi tutto è chiuso, la città di Vicenza si ferma. Una città sempre più deserta, i pochi che escono lo fanno con passo veloce, lo stretto necessario. Attorno nella piazza, sotto i portici, ci sono solo serrande abbassate di bar, ristoranti, negozi. Chi aveva già chiuso nelle scorse ore, altri con il nuovo decreto. Al lavoro qualche addetto alle consegne, il passo è veloce, ci si incrocia con qualcuno, ci si parla da lontano come fanno queste ragazze, un saluto e poi via. Qui siamo in Corso Palladio, anche qui poco cambia la situazione, pochissima gente, chi si muove per fare la spesa o per motivi di lavoro. Ha fatto scorta? No, per lavoro, sì, certo, ho un tesserino per cui io posso circolare, poi mi metto a riposo. Comunque ha fatto scorta per i prossimi giorni? No, non scorta, è una spesa normale. Senta, questo decreto nuovo che blocca tutto, chiude tutto, come lo vede? Mi affido a questo decreto, con fiducia. Spero che quello che si fa serva a qualcosa, ma io ho la famiglia lontana. E come si fa a stare con la famiglia lontana? Bella, va bene. Questo decreto però ci voleva, secondo lei, questo decreto di chiusura completa? Sì, ci voleva, assolutamente. Grazie. Sospesa l'apertura al pubblico degli uffici licenze, armi e passaporti della Questura di Vicenza. Ridotto il servizio degli uffici postali, 3 quelli aperti a orario continuato fino alle 19.05 a Vicenza, in via Mercato Nuovo, a Schio e in centro a Bassano. Mezza giornata per altri uffici sparsi per la città e il territorio, altri aperti un giorno sì e uno no. In centro, piazzetta San Lorenzo, resiste il mercato, ma solo di generi alimentari. Usciti dal centro storico con la macchina abbiamo percorso quelle che fino a qualche settimana fa, prima del contagio, erano le vie di maggior traffico cittadino. Oggi sono desolatamente vuote. Allora, torniamo in diretta. Vedo Ilaria Marchiori con l'assessore Simone Venturini. Ilaria, so che tu poco fa hai registrato una breve dichiarazione con il governatore Zaia, giusto? Sì, non ho sentito bene, è andata via la voce. Allora, facciamo sentire Luca Zaia, registrato da te pochi istanti fa, se la regia mi dà l'ok, e poi arriviamo da te, anche perché ci sta aspettando anche dopo Simone Venturini, il sindaco di Treviso Mario Conte in videoconferenza con noi. Sentiamo Zaia. È qua. Non lo vedi? Tony, computer, vai, grazie. Conferenza, qualche novità, cosa ne è emerso? Abbiamo discusso del decreto che è stato firmato ieri sera, della volontà di essere in linea a livello nazionale rispetto a alcuni temi che sono quelli del trasporto pubblico locale, delle aziende, che peraltro annuncio che domani in giornata gli assessori Marcato e Donazzani incontreranno sia le parti sociali che le aziende, il mondo dei rappresentanti delle aziende produttive, quindi il mondo datoriale, e proprio per predisporre le misure previste dal decreto. Dall'altro ovviamente noi chiediamo chiarezza su alcuni temi, ad esempio quello dell'apertura degli autogrill, che consideriamo in linea di principio da chiudere come mescite di bevande e alimenti, visto e considerato che chiudono tutti. Ed infine voglio ricordare che, come ho annunciato questa mattina, perché poi vorrei che qualcuno non si fosse distratto, domani presenteremo anche un provvedimento di contingentamento di molte attività degli ospedali. Ricordate che l'ho annunciato stamattina, domani faremo la presentazione. Ci sono novità che arriveranno per quanto riguarda i nostri trasporti, cioè dico a livello regionale? Ci sta lavorando l'assessore De Berti assieme a Trenitalia. Il provvedimento, il decreto prevede alcune misure da adottare, ovviamente rispetto all'affollamento dei treni e al non affollamento, ovvero al fatto che ci sono delle corse che sono praticamente deserte, per cui abbiamo l'obbligo di intervenire. Potremmo aspettarci delle novità in serata dal governo oppure no? Oggi decisamente no, penso proprio di no, oggi no, perché il decreto è vigente, è a vigore fino al 25 marzo e le scuole invece saranno chiuse fino al 3 aprile.
Salvo se non ci sono altre complicazioni. Salvo se non ci sono altre complicazioni, basti pensare che il Veneto sta arrivando al centinaio di persone in terapia intensiva, quindi chiuderemo il bollettino tra un'ora e penso che si sarà già raggiunto quasi il centinaio. Ilaria, tra l'altro stiamo contattando l'assessore ai trasporti Elisa De Berti e quindi tra poco cerchiamo di videocollegarla come stiamo facendo. Veniamo a te, dunque ti ha detto poco fa che il piano è quello del contingentamento di molte attività degli ospedali, ti ha detto Zaia. Hai capito qualcosa in più? Credo che questo sia proprio il contenuto principale di quello che sarà il piano che verrà presentato con tutta probabilità domani durante il consueto punto stampa, per cui oltre a questo non può dirci nulla in questo momento perché lo faranno domani con tutti i dettagli, per cui sì, potrebbero arrivare grosse novità su questo fronte, poi anche per quanto riguarda il fronte della protezione civile, visto che si sta lavorando a stretto contatto. Va bene, andiamo all'assessore Venturini. Prego Ilaria. Allora, siamo qui con l'assessore Venturini che ha proprio una novità da dirci rispetto a quanto accaduto in giornata. Se non erro, benvenuto assessore, per quanto riguarda un bazar cinese. Noi stiamo facendo molti controlli in tutto il territorio e nelle piccole e nelle grandi strutture di vendita. In particolare il caso più eclatante è la chiusura oggi di un grandissimo bazar in una località di Mestre che vendeva varissime categorie di merci, tra cui alcune autorizzate dal decreto, ferramenta e altri utensili e altre non autorizzate. Siccome non garantiva la separazione dei reparti così come previsto dalla normativa, si è proceduto alla chiusura di questo esercizio commerciale grande. Ma molti altri sono i controlli che stiamo facendo sia nella circolazione delle persone prive di alcuno scopo e quindi persone che non rispettano i dettami del decreto, sia in alcuni casi di assembramento, sia in altri casi di attività che non rispettano i divieti. Ci sembra il minimo che possiamo fare, è doveroso che le amministrazioni comunali operino per verificare. È una città grande, quindi possono succedere delle situazioni in cui la polizia locale non arriva con puntualità, vi invitiamo a segnalarlo attraverso i numeri della polizia locale o dei carabinieri o della polizia, piuttosto che inviare foto sui social e basta. Quindi ci sono i mezzi, fate la segnalazione in modo che arrivano poi i controlli e accertano le condizioni di rispetto o non rispetto del decreto. Ecco, dunque come avete sentito i controlli ci sono, li stanno effettuando sia per quanto riguarda esercizi che per quanto riguarda i controlli su strada, perché noi stessi abbiamo visto, ripreso e documentato più e più posti di blocco anche oggi nel veneziano. Ma con l'assessore si voleva puntualizzare una cosa che riguarda proprio il comportamento, l'atteggiamento di determinati esponenti politici. Perché? Ma alcuni di noi vengono criticati perché sono presenti alle riunioni fisicamente. Allora voi sapete benissimo che oggi ci sono delle persone che ricoprono dei ruoli importanti. Lo slogan "io resto a casa" è giusto, è sacrosanto, è doveroso, mi raccomando, mi unisco anch'io all'appello, chi non ha dei lavori essenziali da svolgere e può stare a casa, stia a casa. C'è però una platea di persone che ricopre ruoli di vertice, presidenti di regione, sindaci, assessori regionali, comunali, dirigenti della pubblica amministrazione, forze dell'ordine che sono chiamate a esserci, perché sarebbe bello che tutto quanto fosse risolvibile con una videochiamata o con una telefonata. Purtroppo la realtà è molto più complessa e per mandare avanti i servizi e un'organizzazione così complessa come quella delle macchine di emergenza ma anche dei servizi essenziali serve la presenza in loco. Altri politici nazionali o locali scelgono l'autoisolamento pur avendo ruoli di governo. Beati loro che hanno fatto questa scelta così di comodo. Per noi invece chi ha ruoli nei ministeri, nei sottosegretariati, nei ruoli diversi ci deve essere, non può dirsi mi chiamo fuori, mi metto in autoisolamento. Quando c'è una guerra si deve dare l'esempio purtroppo e siamo chiamati a farlo anche alle volte ponendoci il dubbio se non ci stiamo autoesponendo a situazioni di pericolo. Forse sì. Però è evidente che chi oggi ha ruoli non può dire mi chiamo fuori, se no farebbe fatica poi a guardare in faccia gli infermieri, i dottori, certo, le forze dell'ordine, la protezione civile che ogni giorno opera, ma anche i lavoratori dei servizi essenziali, i lavoratori della Veritas, della CTV, dei trasporti pubblici, che ogni giorno escono di casa
e svolgono un servizio alle volte anche a contatto col pubblico, Ilaria. certo, rispettando il più delle volte le distanze, in altri casi il limite è molto pieno definito, Sì. e sappiamo la difficoltà di farlo. Ilaria, scusa, vi interrompo Sì. solo qualche istante perché Dimmi poco pure, fa, sì. e mi sembra non l'abbiamo ancora fatto vedere, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha postato un video, o meglio la CTV lo ha ripostato, cioè siccome vi abbiamo raccontato anche della chiusura, mi pare, di alcune linee, ma adesso la verifichiamo. Sentiamo un attimo Brugnaro e torniamo da voi. In un momento così drammatico, così importante per la nostra città, per il nostro paese, voglio esprimere un pensiero per tutte le vittime di questo virus e per tutte le persone ammalate. Voglio ricordare i familiari e le persone che soffrono in questo momento. Ringrazio di cuore, a nome di tutta la nostra città, penso del paese, tutti i sanitari e le persone che direttamente e indirettamente lavorano nel settore sanitario. Voglio anche ricordare i tanti eroi che mandano avanti la città, che mandano avanti le fabbriche. Mi rivolgo ai lavoratori, nel nostro caso a Venezia, della CTV, della TVO, di tutti i servizi anche privati, dei taxi, dei servizi di navigazione o di trasporto pubblico privati, che operano con grande abnegazione per appunto continuare a tenere efficiente la città. La stessa cosa ovviamente va detta per il personale delle pulizie, per cui di Veritas, ma anche ricordiamo tutte le altre persone, i dipendenti del comune, i dipendenti pubblici che dove possono in maniera generosa e coraggiosa restano sul loro posto di lavoro pur rispettando tutte le garanzie sanitarie come è giusto che sia. Voglio ringraziare tutti i lavoratori e tutte le persone che sono a casa. Un ultimo pensiero, io dico sì, state a casa, lavoriamo, facciamo il nostro dovere e poi stiamo a casa, non andiamo in giro. Ringrazio i nostri nonni e i nostri bambini, lo facciamo per loro. Ci vedremo presto nel momento in cui le cose finiscono. Con il cuore ce la facciamo insieme. State tranquilli, ce la facciamo, ce la faremo. Questo è il videomessaggio di Luigi Brugnaro. Ilaria, commento? Sì, abbiamo sentito l'abbiamo ascoltato insieme all'assessore Venturini, che naturalmente non può concordare col sindaco Brugnaro in questi ringraziamenti a tutte le persone che in questo momento si stanno spendendo e anche però a chi resta a casa, e soprattutto l'appello a tenere duro perché bisogna farcela. Sì, ci sono dei lavori che, per quanto possiamo dire restiamo a casa, non possono fermarsi. Chi raccoglie la spazzatura, chi fa funzionare l'energia elettrica, chi fa funzionare i trasporti, purtroppo queste persone sono chiamate ad andare al lavoro ed è giusto che anche la politica dia l'esempio, non si chiuda nei palazzi romani, non si chiuda negli appartamenti o negli attici, ma ci sia dove è chiamata a esserci. Nessuno ci ha imposto di fare gli assessori, nessuno ci ha imposto di fare i ministri o i sottosegretari. Siamo stati eletti, ci siamo candidati e quindi è giusto che quando la gente chiama ci siano queste risposte. Però ci sono una marea di altri servizi che tengono in piedi i servizi alla persona, di cui si parla forse poco, e sono quelli che lavorano nelle case di riposo, nell'assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, all'aiuto ai bambini con disabilità che sono a casa da scuola. Queste persone mandano avanti i servizi indispensabili. Se si dovessero fermare, gli anziani non avrebbero di che avere l'aiuto per fare l'igiene personale in questi casi, non potrebbero avere aiuto a farsi da mangiare. E sono servizi fondamentali e di questo insomma è bene parlarne ed è giusto che arrivi il nostro ringraziamento a queste persone, tutte le persone che ogni mattina in questi giorni escono di casa e vanno a lavorare perché hanno dei lavori importanti da mandare avanti e devono andare. Altre persone, e voglio ringraziare anche loro, stanno responsabilmente a casa perché la loro attività non può essere svolta nell'ambito del decreto. Entrambi vanno ringraziati con grande responsabilità e con grande affetto. Bene. Ecco, avete sentito dunque anche le parole dell'assessore Venturini. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio e ringrazio l'assessore Venturini. Allora, grazie davvero Ilaria Marchiori, anche all'assessore Venturini che è sempre disponibile a aiutarci in questi giorni. Vi leggo due flash: la borsa di Milano chiude a meno 16, record negativo, il maggior ribasso in una sola seduta dal 1998. Allora, qui c'era poi un'altra agenzia che volevo leggervi. Padova chiude i parchi fino al 3 aprile, l'abbiamo raccontato. In auto senza motivo e ubriaco, ed è stato denunciato, così giusto per raccontarvi la cronaca di quello che accade. Vedo Valentina anche inquadrata, Valentina Visentin da Padova, ma arriviamo tra pochissimo da te Valentina. Allora, il sindaco di Treviso Mario Conte, buonasera, ben trovato, grazie sindaco per essere con noi via Skype. Buonasera a tutti.
Allora, ieri abbiamo visto questo suo messaggio, videomessaggio arrabbiato, perché molti non hanno capito cosa bisogna fare. No, ho fatto questo periodo per delle vacanze che non sono, siamo in piena emergenza sanitaria e quindi ci sono delle regole anche molto restrittive da rispettare, soprattutto lo dobbiamo fare per il nostro bene e il bene della comunità. Quindi mi dispiaceva vedere che in barba alle regole e ai sacrifici dei cittadini qualcuno con molta leggerezza continuasse le sue abitudinali incontri quotidiani come nulla fosse, quindi seguendo un po' anche quello sfogo di non sentiamo bene. Di Antenna 3 per Prego Sindaco, abbiamo perso qualche istante la comunicazione. No, dicevo che vista anche la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che ha dato dei numeri assolutamente importanti che non ci devono spaventare ma che ci devono responsabilizzare, mi sono sentito di fare questo appello accorato ai nostri cittadini affinché si tenesse conto e si prendesse seriamente in considerazione il rispetto del decreto. Ecco, Sindaco, a Padova hanno chiuso i parchi fino al 3 aprile, lei ha preso decisioni simili, no? Sì, da noi i parchi sono chiusi già da domenica. Ah, ecco, perfetto, non mi ricordavo. Qualcuno che la segue in questo momento per ricordare e dare un altro appello importante, insomma un po' il succo di quello che lei ha detto ieri? State a casa, l'ho detto agli anziani che forse... Sì. No, volevo dire un'altra cosa, siccome in queste ore si è scatenato, noi abbiamo messo delle transenne lungo la Restera, che è uno dei luoghi simbolo per chi fa attività fisica, e la domanda è: ma il decreto consente di fare attività fisica? Allora io vorrei ricordare anche che in questo particolare periodo la nostra sanità è già particolarmente impegnata nel sostenere e nell'arginare questa emergenza sanitaria. Non avremo bisogno di altre persone che magari subiscono un infortunio a piedi o in bicicletta e necessitano di cure sanitarie. Quindi la passeggiata di 10 minuti, mezz'ora attorno alla propria abitazione non la vieta nessuno, però mi raccomando, cerchiamo di non vanificare il sacrificio di famiglie, di imprenditori, di lavoratori, dei medici, degli infermieri che stanno facendo un lavoro incredibile semplicemente perché non possiamo rinunciare alla corsa o al giro in bicicletta. Quindi se dobbiamo prendere una boccata d'aria facciamolo in solitaria e dove non ci sono altre persone, però possiamo sacrificare un'ora di sport, quello sì. Quindi mi raccomando, questo è il momento di stringere i denti e di portare un gran rispetto per le altre persone che fanno parte della comunità. Ragioniamo da comunità e non singolarmente. Chiarissimo, grazie davvero a Mario Conte, sindaco di Treviso. Andiamo da Valentina Visentin. Mario Conte, sindaco e presidente dell'Anci Veneto. Grazie ancora a Mario Conte. Valentina Visentin da Padova, dove ti trovi? Siamo in zona industriale, era per farvi vedere il traffico che a quest'ora in zona industriale normalmente è il triplo, cioè le strade qui sarebbero normalmente sono una colonna di auto, invece lo vedete pochissime le macchine che stanno transitando, per lo più sono camion per il trasporto merci. Quello è il parcheggio di un ipermercato, lo vedete di solito è completamente pieno, le auto non sono molte, c'è la gente che sta andando a fare la spesa. Ecco, questo è l'unico tipo di traffico, e i camion appunto che escono dall'uscita della tangenziale della zona industriale. Volevamo farvi vedere proprio questo punto di Padova perché rappresenta la zona delle imprese, delle industrie, dove ci sono tantissimi uffici. Evidentemente, visto che il traffico si è ridotto così, molte imprese hanno saggiamente lasciato a casa i lavoratori, consentendo lo smart working o una riduzione dei turni, proprio come ha invitato
andato a fare il Premier Conte ieri sera nel suo messaggio agli italiani. Quindi è emblematico anche questa parte di Padova. Prima avete visto il centro storico, le arterie che conducono alla città deserte con pochissime auto. Anche il sindaco Giordani pochi minuti fa ha pubblicato una foto dalla finestra del suo ufficio mostrando una piazza delle Erbe completamente vuota, senza banchi, senza persone, con tutte le saracinesche chiuse. Ha detto il messaggio era chiaro, certo questa non è l'immagine con cui vorremmo vedere Padova, però è l'immagine che adesso fa bene, perché così dobbiamo comportarci, dobbiamo rimanere a casa, quindi anche l'appello fatto attraverso questa foto da parte del sindaco Giordani. Allora Valentina, c'è appunto invece un'altra comunicazione che ci fa avere Francesco Ratai e l'assessore Michalizzi. Da questa sera 3 mezzi della protezione civile dotati di autoparlanti percorreranno la via delle città per informare i cittadini sulle prescrizioni e dove attingere le informazioni ufficiali. Seguirà una nota stampa dell'assessore Michalizzi e del sindaco, più materiale, foto e video. Questo ti risulta, no? Anche perché è importante avvertire i padovani di questo. Sì, poi questa è un'iniziativa che stanno prendendo molti sindaci del Padovano in questi momenti, in queste ore, perché anche l'ex sindaco di Ponte San Nicolò, Enrico Rinuncini, che ora è assessore sempre allo stesso comune, ha annunciato attraverso Facebook che anche nel comune della cintura urbana Ponte San Nicolò passeranno dei mezzi della protezione civile con degli annunci per spiegare ai cittadini ed invitare a rimanere a casa e a dare le indicazioni su eventuali comportamenti da tenere. Va bene, grazie a Valentina Visentin. Sì, in effetti grazie Valentina, buon lavoro. In molti comuni lo stanno già facendo, già anche ieri molti le hanno segnalato influenza Giulia, li abbiamo mostrati, Muggia e non solo, ad Albignasego, sempre a Padova gira da ieri la macchina della protezione civile. Sì, abbiamo mostrato già alcuni video, lo sapete, insomma, ecco, quello importante è la protezione civile, è un organo ufficiale, quindi lo stanno da ieri comunicando le informazioni essenziali per quanto riguarda gli atteggiamenti, comportamenti da avere. L'Istituto Superiore di Sanità tra l'altro è cominciata la conferenza stampa, adesso cerchiamo di proporla con Borrelli a Roma. È possibile che al sud possa esserci una circolazione più limitata del nuovo virus e che i picchi di pazienti che necessitano di terapia intensiva non siano così importanti come è stato al nord, a patto che si rispettino le attuali misure stringenti di contenimento. Per quello avevamo avvertito appunto anche gli amici del sud nelle scorse ore, lo afferma all'ANSA il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Brusaferro. Al sud i casi sono ancora limitati e se si agisce in un momento iniziale della curva epidemica si può intervenire in modo significativo. Anche più cruciale in tali aree è dunque il rispetto essenziale rispetto alle misure, immagino manca una parte. Così l'Istituto Superiore di Sanità, che fa sapere come potrebbe essere una delle cose che ora più preoccupa, no? L'arrivo del virus con un impatto massivo anche nelle regioni del sud, dove inevitabilmente, inutile nasconderlo, la sanità non è quella del Veneto, che è prima in Italia. Vediamo se l'assessore De Berti cade la linea, mi dice. Vabbè, forse non ha una linea che tenga come quella che siamo riusciti a instaurare con eccola qua. Assessore, a Verona va male la linea? Allora, è la prima volta che uso Skype, perché di solito uso Google Meet. Ecco. Avevo io la telecamera disattivata. Ecco, allora grazie davvero all'assessore Elisa De Berti, infrastrutture e trasporti della nostra regione. Assessore, di lei abbiamo molto parlato, diciamo, le saranno fischiate le orecchie in questa giornata, perché lì nel DPCM c'è scritto che è poi il presidente della regione che può pensare a ulteriori interventi sul proprio territorio. Cosa avete pensato? Può anticiparci qualcosa sul trasporto? Allora, guardi, è in via di definizione sostanzialmente un'ordinanza che firmerà il Presidente per dare delle direttive comuni a tutti i gestori del trasporto pubblico locale, sia su acqua che su gomma che su ferro. Vi dico solo che
ci sarà una rimodulazione, però quello che sta a cuore alla Regione è che la rimodulazione venga fatta con buon senso, purché vengano garantite le distanze di sicurezza sanitaria tra tutti gli utenti dei treni piuttosto che degli autobus. Io mi sono raccomandata, soprattutto con Trenitalia, con sistemi territoriali abbiamo un po' meno il problema, che nell'eventuale taglio di treni non vengano messi nelle condizioni i pendolari che devono recarsi al lavoro, perché finché le aziende rimangono aperte dobbiamo garantire il servizio affinché le persone possano andare a lavorare, che chi sale sul treno abbia la possibilità di stare lontano dagli altri pendolari, dagli altri utenti, le distanze corrette. Quindi ci devono essere un numero di treni e un numero di autobus sufficienti. L'abbiamo visto anche con la prenotazione delle Frecce Rosse, per esempio, nei giorni scorsi, no? Cioè si può prenotare a salto, definiamolo così, in modo che ogni seduta abbia la distanza droplet consentita dagli altri qualora ci fossero molte persone, no? Sì, allora tenete presente che noi abbiamo qualche treno che è particolarmente non pieno, perché ormai treni pieni non ce ne sono assolutamente più, perché ci sono treni dove c'è il 10% di utenti rispetto al solito. Ci sono dei treni in fascia pendolare dove il droplet è garantito in maniera equa. È ovvio che se io comincio ad andare a tagliare il treno prima e il treno dopo e le 20 persone che io ho nel treno precedente e nel treno successivo vanno a caricare lo stesso treno, il droplet non ce l'ho più garantito, però l'affluenza sui mezzi pubblici vi garantisco che c'è un calo mostruoso. Sono sicuro, Assessore, che lei ha visto quel video che noi oggi abbiamo riproposto, pubblicato dal Gazzettino alle 5 del mattino, mi pare che fosse, no? Con quella ressa a bordo del bus nel veneziano. Allora, anche nel caso dei bus, io ho fatto inserire perché questo lo posso fare nel caso dei bus, in ordinanza, l'indicazione, perché se io vado a togliere, parliamo dei bus serali, notturni piuttosto che festivi, ho la possibilità di poter rinforzare quelle corse dove gli autobus sono particolarmente pieni e dove il droplet non riesco a garantirlo. Quindi se una corsa è fatta da un autobus, nulla mi vieta, se ci sono tante persone che hanno la necessità di utilizzare quella corsa, di mettere a disposizione 2/3 autobus, e questa è un'indicazione che daremo nell'ordinanza. Ah, interessante, quindi quando ci sono gli orari di punta, magari all'alba, perché sono decine e decine di operai che devono raggiungere grandi stabilimenti, probabilmente metterete più linee. Tenete presente che la TPL Gomma è gestito dagli enti di governo, ergo le province. Noi diamo delle direttive generali, ci sono già le aziende di trasporto pubblico locale che alcune si sono già autogestite, hanno rimodulato, hanno applicato l'orario extrascolastico piuttosto che l'orario estivo. L'importante è che tutte le corse garantiscano il droplet, sia nel caso della gomma che nel caso del ferro che nel caso dell'acqua. Assessore, grazie davvero, ci ha aiutato a capire molte cose. Ultimo messaggio che vuole lanciare? State a casa, fatelo per la vostra salute, per i vostri figli e per le persone a cui volete bene. State a casa. Grazie davvero. Grazie davvero all'assessore Elisa De Berti, grazie, assessore Infrastrutture e Trasporti della Regione del Veneto, buon lavoro. Grazie. Allora, era Elisa De Berti, che ringraziamo appunto per questo aggiornamento. Oggi abbiamo attivato anche questa ulteriore possibilità di portarvi direttamente dalla casa di chi deve decidere le notizie nella vostra casa invece, quindi proseguiremo anche nei prossimi giorni con questo sistema, proprio perché allo stesso tempo è un segnale. Noi facciamo televisione, non radio, quindi c'è più complicato farla da casa, ma siamo qui
a garantire questo servizio pubblico. A proposito, 12 minuti fa doveva andare la pubblicità, adesso la mandiamo, ma volevo darvi un'altra informazione, che alle 19:30, come spesso ha scelto di fare, e lo ringraziamo, il governatore del Veneto Luca Zaia sarà in questo studio. Quindi sarà in diretta alle 19:30 Luca Zaia per qualche minuto, di più non può, e magari qualche aggiornamento anche su questo fronte saremo in grado di fornirvelo insieme. Quindi ci rivediamo tra poco, gli ultimi aggiornamenti, poi alle 18:30 iniziamo con i telegiornali, c'è il Veneto. Allora, torniamo in onda, è in diretta la conferenza stampa, come ogni giorno alle 18 del capo della protezione civile Borrelli. Vi anticipo quello che ha detto poco fa: 12.839 contagi nel nostro paese, vediamolo pure, più 2.249 rispetto a ieri. Ci sono 1.153 persone in terapia intensiva, 1.258 persone guarite fino ad adesso, più 213 rispetto a ieri, ma le vittime sfondano il numero delle 1.000 persone purtroppo. Siamo a 1.016 vittime nel nostro paese. Sentiamo Borrelli. Dell'Istituto Superiore di Sanità per l'altra domanda. Grazie. Per quanto riguarda la mortalità, come voi sapete l'Istituto Superiore di Sanità sta cercando di approfondire i motivi e i fattori di rischio per la mortalità attraverso lo studio delle cartelle cliniche. Attualmente in istituto ne sono arrivate 70, quindi è ancora poco per poter fare una vera analisi e quindi produrre dei risultati. Però allo stesso tempo stiamo cercando di spiegare meglio, quindi lo faremo nei prossimi giorni, il perché appaia una mortalità così elevata rispetto ad altri paesi, sia la mortalità che invece lo stato dei pazienti, che appare essere più critico, più severo in Italia rispetto alle esperienze in altri paesi. Voglio fare una integrazione rispetto al discorso della donazione del sangue, proprio per garantire la massima sicurezza. Invito tutti coloro i quali vogliono donare il sangue di mettersi in contatto con i centri trasfusionali, con i centri di donazione, per prendere un appuntamento. Su base di appuntamento ovviamente sarà garantita ancora di più l'esigenza della sicurezza. Sì, solo qualche una domanda istante per D'Ancona sul farmaco, lo leggo perché non me lo ricordo, tocilizumab, questo farmaco antiartrite che è stato sperimentato quello a di Napoli. cui abbiamo parlato con il professor Crisanti. Non mi occupo di terapia, io sono un epidemiologo, non sono un clinico. Ah, ok, quindi nessuno dei due può rispondere su questa domanda? No, io dico una cosa perché ne abbiamo parlato nel corso delle varie riunioni e credo che ci sia in atto anche da parte dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, ci siano in atto degli approfondimenti, quindi su questo non vi voglio dare delle anticipazioni che tra l'altro non ho, ma so che si sta facendo uno studio sotto questo profilo e credo che a breve, presto, nel giro di qualche giorno o al massimo una decina di giorni, si potrà avere un riscontro sull'uso di questi farmaci. Abbiamo letto tutti quanti di questo farmaco che è stato utilizzato dall'ospedale Cotugno di Napoli, che è stato giudicato utile e proficuo per superare la fase della malattia. Ecco, quindi allora, vedremo. guardate, riprendiamo la linea su questo, più che altro perché, col massimo rispetto, ma i due attori in questo momento non hanno una risposta probabilmente circostanziata come quella che invece avete sentito nel corso della giornata di oggi direttamente dal professor Crisanti in diretta su Antenna 3. Cosa ha detto? L'articolo che avevamo letto ormai almeno un paio di giorni fa, il fratello, l'ex parlamentare Ascerto, che appunto lavora all'ospedale citato nell'area partenopea e che ha testato questo, insieme ad altri, hanno testato questo medicinale che serve a limitare gli effetti dell'artrite, dei reumatismi eccetera, e sembra avere effetto, ma ci ha spiegato Crisanti
limita l'eccesso dell'infezione. Alcuni che erano intubati, purtroppo per loro, però con questo farmaco hanno avuto sollievo immediato e addirittura sono stati estubati, quindi questa è una cosa importante. Chiaramente nel momento in cui circola una notizia di questo tipo siamo tutti con le antenne ritte. Allora stanno testando altrove, tra l'altro anche in un ospedale del Veneto, quello di Padova mi pare, cominciano, ma deve essere fatto su una popolazione di contagiati in condizioni critiche, va bene, critiche numerosa, insomma, quindi prima di vedere e di studiarne gli effetti. È vero, ci ha detto anche, i cinesi ci possono aiutare, dopo aver vissuto queste 100 giornate da incubo, hanno provato di tutto i cinesi stessi e comunque non è che hanno segnalato questa come soluzione. Tony, possiamo rivedere e ascoltare se dice qualcosa di interessante in questo momento Borrelli, altrimenti vediamo il servizio. Sì, buonasera, buonasera, Giorgia Sodaro di Anne Cronos. Volevo chiedere, so che la scelta è demandata alle regioni, ma secondo lei sarebbe opportuna in questo momento una eventuale drastica riduzione del trasporto pubblico locale? E poi la seconda domanda, se come mezzi di trasporto la metropolitana è più rischiosa dell'autobus, diciamo, oppure se non c'è differenza. Allora, sulla prima domanda io credo che ci sono delle realtà locali e quindi la scelta è rimessa per l'appunto ai territori. Non entro nel merito delle scelte, saranno chi ha la responsabilità di gestire i territori allora, a dover... Così Angelo Borrelli, vi ricordo i dati purtroppo sempre in crescita, 12.839 contagi nel nostro paese, più 2.249 rispetto a ieri. Erano circa 2.000, mi pare 1.500 anche ieri, il giorno prima era 579, eravamo contenti, ma in realtà era perché mancavano molti dati della Lombardia, purtroppo. 1.153 persone in terapia intensiva nel nostro paese, 1.016 vittime. Vediamo la spesa a domicilio a Venezia, se ci stiamo coi tempi però, dimmi tu, vediamo. A novembre si sono fatti conoscere e apprezzare come gli angeli dell'Acqua Alta, i giovani di generazione 90, tornano a proteggere la città mettendo a disposizione braccia, gambe e un sorriso per consegnare gratuitamente la spesa a domicilio agli anziani che non possono muoversi di casa per evitare il rischio contagio dal coronavirus. Abbiamo iniziato più o meno domenica, Venezia si svegliava in una situazione molto complicata, dalla sera alla mattina si trovava in zona rossa e nessuno sapeva bene cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Noi abbiamo fatto l'unica cosa che tendenzialmente di solito ci viene abbastanza bene, cioè quella di metterci al servizio di chi ne ha più bisogno. E così abbiamo iniziato. Grazie alla chiamata tantissimi volontari si sono messi a disposizione, adesso ne contiamo circa una quarantina e copriamo tutto il territorio della città di Venezia, comprese Lido, Murano e Giudecca. Si è così creata una bella rete di solidarietà che opera però con criteri molto rigorosi. Seguendo tutte le regole e le norme messe a disposizione dall'OMS e dal Ministero della Salute, perché prima di tutto ci interessa salvaguardare la salute dei nostri volontari, che agiscono, e lo ripetiamo sempre, gratuitamente, ma sia soprattutto delle persone che andiamo ad aiutare, perché spesso sono anziani in difficoltà. Quello che ci viene meglio sicuramente è fare un lavoro di vicinato, di vicinanza. Cerchiamo di mandare persone che vivono già vicino alle persone che vanno ad aiutare, proprio per evitare di girare troppo per la città. Infine un incoraggiamento che fa bene al cuore di tutti noi. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, trovate tutto quanto sulla nostra pagina Facebook, Generazione 90, ci sono 2 numeri da chiamare, uno per prenotare le spese, uno invece se avete delle domande, delle curiosità. Non ci resta altro da dirvi che andrà tutto bene e ne siamo sicuri e insieme ne usciremo. Dunque, quello che volevo sottolineare prima di chiudere, tra pochi minuti c'è l'edizione veneta dei nostri telegiornali, poi Venezia, Treviso, vi ricordo alle 19:30, tra un'ora sarà qui il governatore Luca Zaia come sempre per aggiornarci con fonti, notizie dirette, spesso più aggiornate di quelle che dall'ultimo bollettino dà a livello nazionale la Protezione Civile nella conferenza stampa che avete visto pochi istanti fa. Lo stesso Borrelli ha sottolineato come Zaia questa mattina
l'importanza di donare sangue perché c'è bisogno, quello che vi raccontiamo in queste giornate ormai da più di 48 ore almeno con lo stesso presidente regionale dell'Avis, Brunello, insomma, quindi quello è un tema che rischia di diventare emergenziale nelle prossime ore. Si fa e si fa in piena sicurezza e soprattutto ce n'è bisogno. 5 minuti e c'è l'edizione del telegiornale del Veneto, ci interrompiamo con questa straordinaria per rivederci tra pochissimo comunque. Grazie. Buonasera Antena 3, edizione straordinaria, questa lunga diretta che abbiamo iniziato con l'inizio della giornata per raccontarvi tutto quello che sta accadendo, darvi tutte le informazioni, farvi ascoltare le voci dei protagonisti, soprattutto in questo momento particolarmente difficile per il nostro Paese. Abbiamo ancora una mezz'oretta per stare assieme, quindi per ascoltare altre notizie e farvi vedere altre immagini che abbiamo raccolto nel corso della giornata. Dunque continua l'edizione straordinaria. La prima notizia che vi devo dire, forse la notizia più importante, è stata battuta dall'ANSA davvero pochi minuti fa, ovvero la decisione della Francia di Macron di chiudere scuole e università. Dunque anche la Francia insegue l'Italia dal punto di vista dei provvedimenti e probabilmente questo sarà soltanto uno dei primi, così come ha fatto il nostro Paese, chiusura delle scuole a partire da lunedì. Notizia davvero appena battuta. E poi c'è un'altra questione di cui ci dobbiamo assolutamente occupare, perché in questa fase il braccio di ferro tra chi vuole continuare a tenere aperte le imprese del nostro territorio per non fermare l'economia e i lavoratori invece che sono giustamente spaventati, hanno bisogno che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza. Allora vi devo dire che domani ci sarà un incontro tra Confindustria Veneto e l'assessore regionale Elena Donazzan. Le prime dichiarazioni di Carraro, Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, sono state proprio queste, cioè fabbriche aperte per il presidente di Confindustria. Gli imprenditori incontreranno domani l'assessore. Abbiamo colto con favore l'intento del governo di mantenere aperte le imprese, fatto salvo il pieno rispetto delle norme di tutela della salute di chi lavora. Dunque Confindustria Veneto continua a spingere affinché le imprese, le aziende del territorio rimangano aperte. Come sapete all'interno del decreto ci sono molte chiusure, ve ne abbiamo dato conto anche nei nostri notiziari, però le aziende continuano a rimanere aperte e così i lavoratori ad andare al lavoro, a parte alcuni che sono riusciti ad ottenere la modalità dello smart working. Vi faremo sentire poi la voce dei sindacati proprio su questo, ma intanto la prima voce che vi faccio sentire è quella del vescovo di Treviso, che abbiamo raccolto proprio oggi pomeriggio, che lancia un appello agli anziani e ai bambini. Sentite. È un momento difficile, soprattutto perché è inedito. Ci troviamo ad affrontare tutti assieme un'emergenza che ci ha sorpresi e ci ha colpiti, però insieme col senso di responsabilità e con la scoperta che anche cambiando il nostro stile di vita possiamo essere a servizio degli altri, possiamo aiutare a bloccare la diffusione del virus, possiamo acquistare questa consapevolezza che siamo tutti utili a tutti, anche tenendoci lontani, anzi proprio perché limitiamo i contatti tra di noi. È una bella responsabilità che ci viene data, è una responsabilità che possiamo avere tutti quanti insieme. E a tutti quanti davvero, alle persone anziane particolarmente, che sono quelle più colpite anche dai messaggi che vengono dati in questo periodo, non abbiate paura. Stare a casa non significa essere imprigionati. State a casa, se riuscite pregate, guardate la televisione, telefonate magari ai nipoti o ai figli o a un'amica che sapete che non ha nessuno, a un amico che da tanto tempo non vedevate. Non lasciatevi prendere davvero dallo sconforto, è una situazione dalla quale usciremo tutti assieme. E anche ai bambini dico, a casa giocate, divertitevi, guardate, disegnate, riempite di colori i vostri fogli e riposatevi anche un pochino. Scoprirete che la casa ha tanti begli angoli dove poter giocare, dove poter stare, e portate a tutti il vostro sorriso. Gli adulti hanno bisogno del vostro sorriso e della vostra allegria.
Ecco il messaggio di speranza allora del Vescovo di Treviso. E adesso torniamo a parlare un po' di quello che vi dicevo prima, perché sono arrivate le dichiarazioni delle 3 sigle sindacali unite, CGIL, CISL e UIL. Denunceremo i datori di lavoro che non rispettano le norme di sicurezza. Intanto è già stato annunciato lo sciopero di 2 ore dei lavoratori di Fincantieri. Noi ogni giorno siamo subissati di telefonate di lavoratrici e lavoratori che dicono: nella mia fabbrica immensa siamo ancora gomito a gomito, negli spogliatoi siamo gomito a gomito, ma è nella fabbrica, nel momento in cui lavori magari riesci a avere le distanze di sicurezza, ma nei momenti di mensa e di spogliatoio no. Quindi noi diciamo che se vogliamo che le aziende continuino a lavorare bisogna che le norme di sicurezza e di salute e di prevenzione in quei momenti in particolar modo vengano rispettate, altrimenti bisogna fermare le aziende. Chi pensa che bastino 4 mura, quelle di una fabbrica, per imporre le sue regole e bypassare quelle fondamentali diffuse dal nuovo decreto ha sottovalutato le sue risorse umane. Sono loro i lavoratori che, preoccupati per la loro salute, stanno iniziando a contattare il sindacato per denunciare le prime irregolarità. Situazioni promiscue che di fatto mettono a rischio loro e le loro famiglie. Non possiamo pensare che ci siano lavoratori di cui la salute non ci interessa e i cittadini sì, anche perché poi vorrebbe dire continuare i contagi. I sindacati uniti hanno annunciato che saranno denunciate alle autorità competenti tutte le violazioni delle norme di sicurezza contro il coronavirus, aggiungendo che chiederanno la sospensione dell'attività dove non ci sono condizioni per il rispetto delle norme. Il primo messaggio è arrivato oggi proprio da Fincantieri, dove i lavoratori hanno anticipato di 2 ore la fine del turno come forma di protesta. È un lavoro che stiamo facendo per convincere tutti a far capire che è per mettere in sicurezza i lavoratori ma anche tutta la nostra società, perché quel lavoratore poi la sera torna a casa dai genitori o dai nonni o dai fratelli e dei parenti e quindi rischiamo di propagare il virus. Vi faccio vedere quello che vi avevo detto all'inizio, postato ovviamente pubblicato ormai da tutti i quotidiani locali. Mattarella, l'Unione Europea solidarizza e non ostacoli, poi Macron, emergenza sanitaria più grave in 100 anni, scuole chiuse in Francia da lunedì, eccola qui, la vedete. Poi a seguire c'è la notizia di Manolo Gabbiadini, il giocatore dell'Hellas Verona che è stato trovato positivo. La notizia ve l'abbiamo data nel corso dei nostri notiziari del Veneto. È stato trovato positivo, dunque tutta la squadra è stata messa in autoisolamento e così anche la Sampdoria contro cui è stata disputata la partita proprio domenica scorsa. Adesso davvero pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme con l'edizione straordinaria. Edizione straordinaria ancora per affrontare tutti assieme l'emergenza coronavirus. Stiamo ascoltando un po' di voci, stiamo guardando le ultime notizie, poi ovviamente le notizie che verranno battute dall'ANSA ve le daremo in diretta. Adesso però vi facciamo ascoltare l'intervista che abbiamo fatto oggi al virologo Andrea Crisanti, che spiega quali sono gli obiettivi ad oggi. L'obiettivo è quello di dare la caccia ai positivi asintomatici, dunque verranno fatti più tamponi. L'obiettivo è quello di scovare i portatori sani. Come si scovano i portatori sani? Partendo dagli ammalati. Quindi se a un certo punto identifichiamo degli ammalati, andiamo nella zona dove queste persone abitano, testiamo i contatti e testiamo le persone geograficamente vicine. Esatto, e gli si chiede, se sono appunto positivi asintomatici, di stare a casa i 14 giorni, giusto? Questa è la logica. Esatto. E questo, professore, lo stiamo già facendo, giusto? Sì, questo lo stiamo già facendo, ma va amplificato chiaramente, no? Senta, dai dati... Guardi, il governatore Zaia ha avuto l'intuizione di testare tutti a Bo e questo esperimento, chiamiamolo così, epidemiologico, questo studio epidemiologico ha mostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il problema è dovuto agli asintomatici. Certo. Se non li neutralizziamo, le misure di contenimento non saranno sufficienti. Per ogni asintomatico che troviamo risparmieremo dei posti letto nelle malattie infettive e poi risparmieremo dei posti letto ogni 10 che risparmiamo nelle malattie infettive risparmieremo un posto letto nella rianimazione. Noi dobbiamo aspettarci di sicuro 2 settimane che definiamo di fuoco? Beh, direi di sì, perché guardi, 2 settimane di fuoco per 2 ragioni. Primo, perché chiaramente dobbiamo aspettarci che l'epidemia vada avanti. Secondo, perché faremo più diagnosi,
tutte le persone che adesso vengono lasciate a casa, noi le andremo a cercare. Abbiamo preso contatti con la Croce Rossa, che è disposta a mettere mezzi a disposizione in tutte le province del Veneto per andare a casa e fare i tamponi, come praticamente abbiamo fatto a Vo'. Quindi sicuramente all'inizio avremo un aumento dei casi, molti di questi sono dovuti al fatto che noi ce li andiamo a cercare, ma questo è un bene. L'università, le lezioni, lo state vedendo, stanno continuando in qualche modo, in alcuni casi online, quando i professori riescono a gestire registri elettronici o ad esempio anche utilizzare strumenti come WhatsApp. Chi ce la fa ci prova a tenere ancora in continuazione il contatto con i suoi alunni. Andiamo a vedere l'università con il professor Cortellazzo. Vediamo se parte dalla regia del servizio delle lezioni online. Mi dicono aspettiamo un attimo, allora questo servizio lo vediamo dopo. Allora con le immagini andiamo a Bassano e Romano Dezzelino, perché anche lì ovviamente ci sono i controlli e sono scattate le prime denunce appunto apportate dalla polizia locale. Coronavirus, i comuni si attivano e aprono i COC, i centri operativi comunali per la gestione dell'emergenza Covid-19. I COC sono già stati aperti a Bassano, Romano Dezzelino e Gallio. Uno strumento in più a disposizione del comune e dei suoi cittadini per coordinare le informazioni e garantire risposte in questa fase emergenziale. Intanto fioccano le ordinanze di chiusura dei parchi comunali. A Bassano parchi chiusi fino al 3 di aprile e gli avvisi dei sindaci che ribadiscono ai cittadini che sono assolutamente vietati gli assembramenti, mentre le forze dell'ordine continuano nelle attività di controllo. I carabinieri di Bassano hanno denunciato 7 persone per violazione delle direttive sul contenimento della diffusione del Covid-19, 2 commercianti che hanno tenuto aperto il locale oltre le 18, 2 avventori dei 2 locali in questione, si tratta di un bar e di una pizzeria, altre 2 persone che sono state deferite perché trovate a passeggio, non nel loro comune, un giovane di 21 anni perché era andato a trovare la fidanzata. Sul fronte dell'aiuto alle fasce più deboli della popolazione, a Romano partirà il servizio di aiuto ai soggetti maggiormente in difficoltà, anziani soli, famiglie in situazioni di fragilità e persone impossibilitate a muoversi per gravi impedimenti. A loro verrà garantita la consegna a domicilio della spesa alimentare e dei farmaci. I soggetti interessati dovranno chiamare il numero telefonico 346 01 407 54, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13. È pronto sì il servizio che vi ho lanciato prima, quello che ci fa vedere come l'università si sta attrezzando per arginare l'emergenza e continuare a tenere il contatto con i suoi studenti. Esprimo la mia soddisfazione, ieri eravamo in 94, oggi siamo in 94, siete magnifici, ecco, tutto questo. Ci vediamo, direi, domani alle 8:30. Lezioni online in diretta all'Università di Padova. L'aula virtuale del professore di grammatica italiana Michele Cortellazzo è piena. Sono quasi 100 gli studenti che partecipano alla lezione a distanza di metodi linguistici di analisi di testi. Il collegamento puntuale alle 8:30 come previsto dal calendario dei corsi. Studenti a casa, il docente collegato dal suo studio all'interno del dipartimento. Si condividono e spiegano testi, si interagisce attraverso la chat che consente di fare domande e chiedere spiegazioni. Se fate questo lavoro, domani possiamo cominciare subito dalla discussione anche di queste vostre proposte. Vi accorgerete che diciamo, è facile criticare, è più difficile trovare una soluzione soddisfacente, ma essere capaci di trovare soluzioni soddisfacenti è quello che io mi aspetto di trasmettervi in questo corso. Nella comunità vicentina fare i conti con il Covid-19, tutte le restrizioni governative sono anche i militari americani che con le loro famiglie hanno base sul territorio. Vediamo. Covid-19 a Vicenza riguarda anche i soldati americani, le loro famiglie e i civili vicentini che vivono o lavorano all'interno della base. That our number one priority is the protection of our soldiers
our family members, our civilian workforce, and our Italian neighbors, protecting them from COVID-19. Massima priorità la sicurezza e la salute dei soldati e delle loro famiglie. In questi giorni di susseguirsi di decreti, di nuove disposizioni, chiusure e nuove regole di vita sociale, l'attenzione è stata massima. L'informazione avviene via canali social, le pagine Facebook, dove giornalmente in streaming viene fatto il punto e si apre una sorta di chat dove i soldati di stanza a Vicenza possono porre interrogativi e chiedere informazioni. I militari presenti sul territorio vicentino e non solo a Vicenza hai fatto divieto di lasciare il paese e di eventuali americani di raggiungere il nostro territorio. Consentiti solo gli spostamenti da casa a lavoro e viceversa, come da decreto. Chiuse scuole, palestre, il cinema, il bowling fino ad aprile. La stessa attività di addestramento dei soldati, che non può essere sospesa, viene effettuata, ci spiega l'ufficio stampa della base, seguendo il criterio che non devono esserci assembramenti. Un video spiega che il supermercato interno è stato rifornito di tutti i presidi sanitari. Antibacterial wipes of all types, cleaning products, a lot of fresh meat and vegetables going out. Punto di riferimento per la base è e rimane l'Usla 8 e l'ospedale San Bortolo. Intanto tra maggio e giugno sono in arrivo in Europa 35.000 soldati americani per un'esercitazione, ma da Vicenza non partirà nessuno. Allora, Mario Conte, sindaco di Treviso, messaggio forte ma necessario. Oggi ho disposto il posizionamento di transennature e di questi cartelli in restere sulle mura particolarmente frequentati per l'attività fisica e per le passeggiate. Sulla transella il cartello "State a casa", scusate il microfono, scusatemi gli inconvenienti della diretta, il microfono è caduto. Allora, un messaggio forte ma necessario, dicevamo, sulle transenne, il messaggio "State a casa", Mario Conte sindaco, non è Pasquetta, a breve scatteranno denunce, questo è il messaggio. E poi la Roche cede gratis il farmaco anti-artrite utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide, ma si è dimostrato efficace anche contro la polmonite da Covid-19. Il farmaco sarà da ora disponibile gratuitamente per le regioni che ne faranno richiesta all'azienda produttrice. La Roche infatti ha annunciato la cessione gratuita del farmaco già usato in via sperimentale in Cina e anche in Italia. Era quello che diceva oggi il virologo Crisanti parlando con Ferdinando Averino durante l'edizione straordinaria. È una possibilità che abbiamo e ovviamente è giusto utilizzarla. Ancora notizie che arrivano, questa volta sono quelle che arrivano dal commissario straordinario Borrelli. Stiamo continuando a ordinare mascherine e presidi medici che arriveranno a breve, perché anche questo è un po' uno dei temi, quello della mancanza di presidi medici, quindi di mascherine. Lo sapete, ve l'abbiamo fatto vedere che tante persone stanno cercando di procurarle presso le farmacie, ma non sono più disponibili. Gli stessi farmacisti ci hanno spiegato che se siete in possesso di una mascherina sarebbe il caso di disinfettarla la sera per poi poterla riutilizzare, proprio perché tutte le mascherine sono tecnicamente monouso. Ancora qualche altra notizia prima di salutarci. Qualche notizia importante da darvi, eccola qua: la pandemia sarà una lunga guerra, come una lunga guerra che richiederà un dispiegamento di forze senza precedenti e una grande compattezza. Queste sono le dichiarazioni che arrivano da Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del Ministro della Salute. Il numero dei casi in Italia continua a salire e i 12.839 registrati oggi segnano un aumento di 2.249 casi rispetto a ieri, quindi ci sono 2.249 casi in più. Vi ricordo che in Veneto i casi sono 1.318, sono i numeri proprio, gli ultimi numeri aggiornati che vi possiamo dare in questo momento. Allora, con l'edizione straordinaria noi abbiamo terminato, lo sapete che stiamo andando avanti tutti i giorni per starvi accanto con tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione. State a casa, questo l'ha detto oggi sui nostri studi il Presidente del Veneto Luca Zaia, lo stanno dicendo tutti, le ordinanze che hanno chiuso i parchi sia nel Padovano che nel Trevigiano, e poi è in corso la sanificazione delle strade. A Padova vi ricordo che la protezione civile sta circolando lungo le strade con le automobili con l'altoparlante per dire alle persone di stare a casa, evitate assembramenti, utilizzate
la mascherina, non muovetevi se non per situazioni di vera necessità, perché tutti quanti assieme possiamo fare la nostra parte. Vi abbiamo fatto vedere tanti messaggi, quelli di showgirl, di cantanti e poi anche dei ragazzi di Team for Children, perché ci sono persone immunodepresse, ci sono ragazzi malati per i quali dobbiamo avere davvero un occhio di riguardo, e poi nelle nostre famiglie, i figli e gli anziani, quindi davvero state a casa, questo è il messaggio che arriva, i numeri continuano ad alzarsi purtroppo, il presidente Zaia ha detto circa un'ora fa qui proprio seduto su questa sedia alle nostre telecamere, ha detto che il picco potrebbe arrivare per il 15 di aprile, dunque l'emergenza non è finita. Noi continueremo a starvi accanto con le nostre immagini, la nostra voce, tutte le notizie che riusciamo ad avere a disposizione per tenervi davvero sempre aggiornati. Grazie per essere stati in nostra compagnia nel corso di questa lunga diretta, ovviamente ci vediamo domani. Arrivederci.